Mamma mia, quanti ne sono? Ma che sta succedendo? Un mega blitz qua. Stanno guardando anzi, poi giallo, qua. Raga, frenate, raga. Frate, sei un pazzo senza casco. Io penso che stanno cercando qualcuno dove potete. Ah, bene, così. Grazie Comune di Napoli. Questo è come amministri i nostri soldi. Poi non volete dire che queste ditte sono tutte un mangia-mangia. Oh, ma è papà, prima volta che guidi in traffico. Guarda, sei proprio purtroppo, framo da ciretto, giù. Ti mangiate una frizione, fratelli. Ma quante buste in mano? No! Ma dai, la rotonda contromano! E ragazzi, oggi video registrato interamente con la nuovissima Insta360 Ace Pro. Vi farò vedere un po' tutte le varie funzionalità di questa cam, come lavora nelle varie condizioni di luce o scarsa luminosità, e rimanete connessi perché ci sarà anche per voi uno sconto esclusivo, come al solito, nel link in descrizione. E ragazzuoli, oggi stiamo andando a prendere fuori il Mario Pagano, mia sorella, a scuola. Questo video inizierà così. Ah, con la municipale inizierà. Bene. Scusi, il Mario Pagano. Più avanti. E più avanti dove? La vigilessa. Oh, c'era la polizia là davanti. Meno male, mamma mia, gira qua Manuele. Mamma mia, quanti ne sono? Oh mamma mia, via. Quanti ne sono? Ragazzi, scusate, il Mario Pagano. Ci sono passato davanti, bene. È una tragedia nella tragedia. Grazie. No, ma io non so se hai visto un po' là chi ci sta. E io stavo impennando all'impiedi. Brava, non gli posso dire che mi è scappata la frizione. Maresciallo Clemente, non me rovini, vedi la prego. Parcheggiamoci qua. Aspetta, oh, io già sto facendo un controsenso, poi tu mi vieni pure contro, aspetta. È genius. Ma poi scusami, dove sta sto Mario Pagano? Vabbè, facciamoci il giro da sopra di qua, gli passiamo davanti, vieni, sei pronto? Ho un po' paura. Paura, Potter. Sopravviveremo. Mamma mia, quanti. Sperando che non mi hanno visto. Sì, ma sei tottine. Oh, pure i carabinieri. Ma che sta succedendo? Un mega blitz qua. Manu, scappa finché sei in tempo. Ci stiamo caccando sotto. Mi fa andare da giù, ma è controsenso giù. La signora è spaventata, ci guarda allibita. Penso stavamo al controsenso. Che figura di me. Non ci sono segnaletiche, non c'è nulla. Later. C'ho la motosalterina, zio, non si preoccupi, è tutto normale. Sì, eravamo controsenso e qui la segnaletica. È vero, dovrebbero metterlo anche qua un cartello, c'è nel viale di mezzo che mi segnala che io non posso salire. Cioè, io esco da qua, che cosa mi segnala che io non posso salire? E io vado! Si comincia a mina, signore. Devo scendere l'arco Mirelli allora. Ho paura che tiene la sorpresa, vero? Correte! Correte! Mamma mia, è probabile. Stanno guardando anzi, poi giallo, qua. Ecco, frenate, ecco. Adesso arriva la polizia. È lui. Hai sgasato e non ti sei accorto che lì ci sta. Ma poi polizia, carabinieri, ma devono fare un blitz secondo me. Spero non facciano un blitz. Il bello è che noi stiamo che puntiamo controsenso con la polizia là, che legge anche le nostre targhe. Vabbè, siamo parcheggiati, di qua si scende solo. Stanno facendo controsenso loro, che bello. Stanno facendo loro un controsenso live in diretta e sto riprendendo anche questo. Festona stasera, bisogna fare la festa. Con la nuova Insta Ace Pro, che è lo sponsor di questo video, e stanno tornando indietro per far tornare la macchina perché loro stanno a controsenso. Che grandi solo a Napoli. Ah, ma lei è la cinofila. Il panico. Scappa Manuele. Amico, siamo circondati. Frate, sei un pazzo senza casco. Questo è rimasto la moto senza blocca sterzo così qua, che uno si mette sopra così, vedi, boom, e se la scende. Prendetemi per pazzo, sì. Poi dici perché si rubano le moto. Ragazzi, anche per 2 secondi, per una semplice commissione o altro, non lasciate né chiave vicino né moto da solo e così, perché ci potrebbe essere un malintenzionato come Manuele che se la ruba. Ma sembra la moto di Salvatore, lo sai? Ma perché stai ridendo? Perché stai ridendo? Posso? No. Scusa, il Mario Pagano? Ah, ok, ho visto. Grazie mille. Sta là, mi ha alzato la mano. Ragazzi, vi siete tutto in borghese. Però ma devono fare un mega blitz. Io penso che stanno cercando qualcuno dove potete.
Fra mega blitz, falchi, carabinieri, polizia, svuota, elicottero, mamma mia. Bruttissimo, aiuto, bruttissimo. Guarda come si fruscia. Buonasera. Ma hai visto quanta polizia e carabinieri ci stanno là sopra? Sta pieno, devono arrestare qualcuno di cattivo, devono arrestare. Da quando hanno acceso tutti quanti i rami sta sempre girando. In che senso? Vuoi portare tu l'MSX? Ci sei? Ma perché sta qua con noi? Mi ha fatto compagnia che stava da me, lui lavora con me. Mantieniti, e questa non è come l'MSX. Anarchia. Grande. Buona. Perché fai sempre la cattiva? Guardalo. Mi sfugge. Non ci passiamo qua. Oh, sì, ci passiamo anche di qua. Oh. Giusto. Oggi devo testare un po' le funzioni di questa camera perché mi è arrivato anche un altro dispositivo interessante che mi permette di controllare la camera a distanza. Ragazzi, sto parlando della Ace Pro, una camera di tanto rispetto che personalmente ha ucciso completamente la GoPro. La X3 ormai la conoscete, l'avete vista tantissime volte, ma questa è la Ace. Adesso la vedrete dalla X3. È una cam che ti permette di fare tantissime cose. Ha all'interno l'intelligenza artificiale che ti semplifica l'editing in una maniera assurda. E oggi andremo a testare un po' tutte queste funzioni. Io ho messo l'orologino tipo Apple Watch, ma c'è anche il supportino da manubrio, in modo tale che così potete controllare tutto direttamente da remoto senza dover guardare inquadratura. Guardi qui, ok, sto riprendendo bene, fai partire la registrazione, vai, tanta roba. Credetemi, realmente in qualità ha battuto GoPro 10-0 ormai. Ah, bene, così, girato di là. Ah, Maleducato impertinente. c'è. È tutto normale per loro. Nella curva ci vuoi ragionare almeno. Guarda quest'altro, va. Ah, strada chiusa. Dovevamo andare di là, mi sono dimenticato che quello qua sta al buco. Non lo so se ci possiamo passare, che facciamo? Riprendiamo il buco. Guarda lì, i vecchietti che guardano i lavori ci sono. Oddio. No, ci stanno pure lavorando. Facciamo il giro, dobbiamo fare. Oh, non guardano più i lavori, guardano noi i vecchietti adesso, hai visto? Fratello, ma tu ti mangi una crocchè? Uguale, sì. Chiama la pizza. Che pizza vuoi tu, to? Ok Google, chiama Pizzeria Brigante Pianura, sponsor ufficiale. Possibile ordinare 2 pizze e un salto in bocca? Bella, complimenti zio. Grazie. Ah, ma sei tu che stavi urlando? Stai zitto. Dai zio. Lì, bussolo in capo, fra, che se non passiamo mai. Guarda là che buco, mamma mia, una voragine. Oh, ma è papà prima volta che guidi in traffico. Stai andando una bomba, fra. Cioè, è assurdo, è assurdo, voi poi parlate di me. Quello che è tutto così, ma che volete? Another one. Mettiti qua, sulla linea bianca, la chiappe fuss. Noi siamo costretti a camminare sulla linea bianca perché sennò acchiappiamo le buche. Fratelli, prendili piano perché c'ha le gomme sgonfie. Perché giustamente i lavori li dobbiamo fare a mezzogiorno. Le strade poi sono cadute dall'altra parte. Poi facciamo i lavori a mezzogiorno. Che poi i lavori, ragazzi, in cosa consistono? Stanno distruggendo tutta la strada, guardate qua, hanno fatto il dosso. Cioè, vengono pagate queste persone per fare i lavori, capito? Cioè, il comune dovrebbe prendere seri provvedimenti per queste cose, veramente. Perché non è possibile che poi dopo si deve ritrovare a guidare sulle strade che già fanno schifo e a loro volta le rompono ancora di più per passare i loro tubi, le loro cose. Lascia stare, sì, la fibra, questo, quella, ma la strada riasfaltala bene perché al nord l'hai fatto bene. Qua è il comune che sbaglia, non controlla, guardate qua, c'è un canalone immenso, tutto distrutto, la prima pioggia inizia ad allagarsi. Grazie comune di Napoli, grazie. Questo è come amministri i nostri soldi. Poi non volete dire che queste ditte sono tutte un mangia che fanno questi lavori? Ma va a morire, T'ammazzata a te, ma con tutte le mogli e quei 4 zoccoli che ti porti appresso. Com'è questa rispetto all'MSX? Aspetta, non ti togliere le chiavi, voglio dire una cosa. Ma con gli stivali non l'ho mai impennata questa. Oh, è stranissime. Wow, fratelli, te le mangiate, te lo giuro, mamma mia. Te la sei mangiata. La frizione è di fuoco, non si alza, guarda qua. Guarda, sei proprio purtroppo, fra, ma te lo giuro. Ti mangiate una frizione, fratelli. Si sente proprio appena prima la frizione. Guarda, fuoco incandescente, guarda là. Io perché si dice non fa sti accelerato? Guarda che la frizione è scesa.
No, ma secondo me pure a staccare la frizione, ti mangiava la frizione quando partivo. Oh, e poi la lasciava, No, davo gas e subito la lasciavo appena mi dava... Ottima arrampicata sugli specchi, Emanuele. Non lo so, comunque la frizione è di fuoco, fra. Later. Ragazzi, adesso stiamo andando all'Anigri che dobbiamo fare alcune riprese per Instagram, alcune cose. Vi ricordo di andarmi a seguire anche su Instagram e di iscrivervi al canale, che mi siete di gran supporto, e testeremo per bene tutte le funzionalità della Ace Pro, perché ragazzi ha l'obiettivo Leica, è una vlog camera a tutti gli effetti, non vi permette solo di fare riprese tipo action cam, ma ha la possibilità nelle impostazioni di levare anche quel fisheye, l'effetto tondeggiante che di solito fanno le varie action cam sulla faccia o perché sfruttano il grandangolo. E voglio, c'ha una qualità veramente assurda. E poi stasera sfrutterò anche la modalità notte, che accende tutti i colori, e sicuramente io sto gasato perché poi ci lavoro con queste cam, quindi per me in prima persona mi semplificano molto il lavoro. E il bello è che nella loro app, grazie all'intelligenza artificiale, ti seleziona tutte le clip più salienti. E ragazzi, su 50 minuti registrato, come faccio io di solito ogni volta che faccio uno spostamento, lei già mi mette in evidenza le parti più importanti. Cioè questa è una figata assurda. È bellissimo. Insomma, si sta bene. Io qua venivo spesso a lavorare il pomeriggio a fare i video di questi periodi proprio d'inverno, e che si sta benissimo. Vieni verso mezzogiorno, stai fino alle 4 e c'è ancora il sole, si sta proprio bene, caldi, perché poi riscalda, devo essere sincero. No, ma poi ti faccio vedere dopo i colori che ci stanno qua. Sì. Se tramonta come dico io, ci stanno i colori viola, rossi, belli. A te dice facciamo una vinnatella. Lascia, non la ferma, devo dire una cosa. Quanto l'ho pushato ancora? No, se così riesco ad alzarla con sto stivale, sti co. Ma con la tuta vado scomodo. A bacalà fanno a fare tutto. A few moments later. Ok ragazzi, abbiamo appena finito di registrare contenuti per Kyberg. Per Kyberg. Ragazzi, mi è partito l'accento. Il Kyberg, vabbè, Il tu Kyberg. sei British. Ma quanto cazzo sono British? Comunque abbiamo appena finito le riprese, quindi ora facciamo altre riprese, ma questa volta per noi, ci divertiamo un po'. Ti paga la Sì, va via, voce si Tonia e... Sto salendo la salita, se ci ne vai giù, no, ma i roi chi se? Guarda qua, è Napoli, Oh, dai. Wow, con me è brutto sto cestino, proprio l'era acchiappa. Il modo faccio reel a chanter, mademoiselle. Aspetta, in modo faccio film. Ragazzi, ecco come registrare un cinematic shorts in davvero pochi minuti. Ok, ora voglio a te che cammini sullo stradone solo tuo. Tu cammina sempre. Ovviamente tu sali in moto, Ma lo facciamo con la macchina, quindi non ci fermiamo più. Ok, pronto? Sì! Per camera carro. Sei pronto che mi rubo la telecamera da mano? Fuck you. Dai piano, io posso spegnerla anche, ragazzi. Oh, che bello! Oh! Mi hai detto 12 all'ora! Piano, più piano, vai più piano, vai più piano! Vai più piano, vai più piano! Che sta venendo la macchina di faccia! Sì! Ho perso il cappello. Che si messa così, guarda da tonno, fai una cosa e bacalafa! Fallo serio! Ma buchi! Mamma mia, l'hai ripreso! Ragazzi! Bacalafa! Beh, Mostro, fra penso, no? ragazzi, guardatevi il risultato finale. Poi vedete il risultato finale. Ciao, fratemi, in un altro video ci vediamo. Oh, ma no, anzi ragazzi, adesso con la transition partirà adesso il risultato finale. Bam! Make us come together in alright.
Guardano a me, bravo. La prima volta che lei è apparsa in Mondovisione era con lei? Ma che bella, un bacio, un bocca. No, ma in bocca no, in bocca no. Cosa hai detto? La telecamera non ho capito. Voleva un bacio in bocca da Totore con la sua barba. Solo che non ho voluto. Oh, ma che stanno facendo, bro? Sto costa! Ma che per farla salire a 110-115 la devi fare aprire in terza e poi ci metti la quarta. Devi arrivare a 90 in terza e poi ci metti la quarta. Per dietro pure un po' che scese, capi? Allora poi imparerai a tirarle le marce per tenere su un veicolo, che lo puoi tenere alto, però lo devi tenere alto, non le mai fai scendere. Ma essendo un motore pit bike, la sentore non ti che se ne va, ciao! Sì, ma la puzza a shell di cipolla. Questa è la modalità pure video. 30 fps. Una cosa, tu la metti così, io la metto normale, via la differenza. Vai, bravo. Ragazzi, Salvatore l'ha acquistato questo, guardate. Oh, Salvatore, ma il mio braccialetto. Ma che stai dicendo? No, Totò, no. Sono lì a casa, no? Cioè, se non vuoi sono lì a casa, Sei sicuro? Sì, sono visto a casa perché infatti l'ho riconosciuto perché che cazzo è qualcosa? Non potrei sbagliare, Ma che panico, va giù. Speriamo, ma devo andare a casa, lo devo sapere. Andiamo, Comunque sì, è tutto scuro, però vai, andiamo. che palle, tu mo c'hai pure il braccialetto, c'hai. Oh, ho appena venduto una Insta360 tramite i miei codici perché c'è il kit moto omaggio. Ragazzi, andatelo a comprare, anche Salvatore ha comprato questo, il braccialetto che io adesso ho perso, che vi volevo far vedere. Ragazzi, questo è come un Apple Watch, ve l'ho fatto vedere anche prima. Riusciamo a vedere quello che Salvatore sta guardando in anteprima e riesce a comandare tutto o dal supporto moto o dal supporto braccialetto. Ma andiamo. Valeruzzo. Perché mi devi prendere in giro? No, non è Valerozzi il codice, c'è il link in descrizione, ragazzi. Mamma mia, la 09 che si alza sempre, vuole sempre fare la criminale, vuole fare. Vale, se vogliamo mettere paura alle persone mi devi stare dietro. Se vogliamo mettere paura alle persone, questo. Ma non li spaventi tu. Un cazzotto dietro l'orecchie! È troppo divertente farla driftare. Guardalo lui. Non ti metti in difficoltà troppo secondo te così? Solo col freno davanti, infilarti nel traffico a destra, la macchina ti stringe con la busta in mano. Quante buste in mano? Che grande. L'equilibrista. Ah, stava anche fumando. E passiamo anche con il rosso, vabbè. E forza Napoli, siamo passati anche noi. Ci siamo trovati. Che fai, non passi? Siamo nella giungla. Chi arriva primo vince. No, chi prima arriva meglio allora. Come no? Regna la legge del più forte comunque, il succo è quello. Guarda, si sta spegnendo la moto. E pensare che a questa velocità con l'MSX già sono al limitatore. Devo imparare a impennare la 09 come impenno l'MSX, ragazzi, mamma mia. Qua c'è il tombino, se non mi sbaglio, nella curva. Sì, ecco, l'hanno messo un po' di cemento sopra. Hanno chiuso i tombini e ci hanno messo un po' di cemento sopra, così si allaga, il tombino non funziona più e almeno non lo acchiappi in curva che scivoli e muori. Che poi non è un tombino, è un fosso tombino. Ragazzi, allora Salvatore sta riprendendo 4K 60 fps modalità video normale. Io sto riprendendo modalità pure video 4K 30 fps. Guardiamo un po' Napoli, vieni a vedere un attimo il paesaggio da vicino. Voglio fare un'inquadratura su Napoli, madonna mia, ragazzi. Scrivetelo tutti nei commenti. Ma quanto è bella Napoli! Vediamo un attimo le differenze. Vai, ti devi dare queste clip poi, Basta che paghi. Basta che pago? Salvatore nel traffico con la speed è fermo proprio. Quanto mi mancava per la 09, ragazzi, era un mesetto che scendevo con l'MSX. Ho rinnovato l'assicurazione sulla 09 da pochissimo. Sì. Perché non volevo rinnovarla, dato che pago la bellezza di 2000 euro all'anno.
ho deciso di non rinnovarla, ho ricattato l'assicurazione, nel senso che gli ho detto guarda cara, sinceramente il prezzo è troppo alto, preferisco non farla proprio l'assicurazione, e guardate caso, dopo un giorno è uscito un prezzo molto più vantaggioso con le stesse offerte che avevo, semplicemente a 1080 euro, quindi ho preso la palla al balzo e l'ho rifatta, e sì, ho riassicurato anche lei, quindi per un altro anno ci accompagnerà questa 09, anche se penso che a brevissimo arriverà un'altra nuova. Sì ragazzi, prendo la nuova 09, ve lo dico perché tanto lo sapete, sono un malato, la prenderò anche quella, appena arriva prenderò anche quella. Le devo avere tutte quante. Salvatore che litiga con la gente. La signora poteva mettere una freccia, lascia stare che io stavo camminando senza mani, però lei poteva mettere una freccia. Ma la freccia non si usa, le frecce le usano gli indiani. No, ma dai, la rotonda contromano. Bah. Wow, qua esce la foresta in mezzo alla strada. Hanno pulito. Ah no, vabbè. Hanno pulito finalmente, dai. Ma mi stai lanciando pietrine con la pala? Lo so tu, ma io non ho dato nemmeno il massimo perché c'ho l'anteriore che mi scivola, c'ho le gomme finite. La freccia, come ti dicevo, non esiste, Salvatore, tranquillo. Sì. Perché? Tutto da Tonia e Johnny hai accelerato tutto, non è che te ne sei andato. Tutto, io sto sempre sedato, se no come la svizzera, come la impinno, puoi vedere il video, io sto sempre off, fratello. Ma tu ti metti tu paura di tagliare i controlli, tu credimi, tu una volta che te gli... No, io li tolgo, però quando li tolgo la moto è molto più Tu nel momento in cui slitta, tieni il culo dritto. stacchi. No, e tu là sbagli perché tu là hai paura, stacchi e quindi fa wow, si ferma la moto. Invece tu la devi accompagnare e devi tenere il culo dritto. Comunque ragazzi, io non vedo l'ora di vedere queste riprese, anche perché voglio vedere la differenza tra la sua cam e la mia cam. Ah sì ragazzi, ha l'opzione per non far vedere che stai riprendendo, in modo tale che quando ti ferma la pula, no, si è proprio spenta. Vabbè, ce l'ho anche attiva, so che Ok. Genius. Va bene ragazzi, non fa niente se gli si è spenta adesso. Comunque adesso non vedo l'ora di vedere la differenza tra le due clip e capire un po' anche questa modalità pure video, perché ragazzi tante volte mi sono limitato nel registrarvi di notte perché GoPro era una ma adesso avendo la nuovissima Ace Pro, vediamo, andiamo in ufficio e andiamo a vedere come sono queste clip.